Non è incastrato in una fila a spiegare. C'era una fila a parlare. Ci sono tutto lo stivale. Ti manca. La base la malema maiala. Porte aperte dal Meditour Bologna. Direttore, oggi andiamo a Padova. Grazie Peppe di essere venuto. Ci vediamo al prossimo tour. Ci vediamo al prossimo tour, chissà in quale hotel. E chissà come vieni, stavolta sei venuto in bici, magari la prossima volta vieni. Con la Pino. Monopazzi. Papà, 16 abbiamo detto? Buongiorno, ciao ragazzi, scappo. Qui Bologna, è un nuovo piccolo inizio, è un lunedì. C'ho mezza bici nuova, mi ha cambiato ruote, pastiglie, tanta manutenzione. Oggi si va in direzione Padova, una bella camminata da 140-150 km e tanta gente da incontrare. Abbiamo riposato bene, siamo stati ospitati al Meditour Hotel di Bologna San Lazzaro, diretto dal caro amico Giuseppe Forte. Ma che cosa sono dei ficciolli reddi? 3, approdiamo a Marano. Applauso particolare al meccanico del tutto lo stivale Gaspare Pica. Papà, grande intervento papà, la bici è tornata come nuova. Grazie papà, dovete essere grati anche delle cose più semplici. Io sono super grato di questa giornata meravigliosa. Ma che bella! Raga, qui stiamo a Minerbio, viaggiamo a Unipeppe. Mi rimetto questo perché insomma mi ha preso in giro il meteo, ma poi mi sono parcheggiato davanti a una cacata mondiale. Il tizio ha avuto qualche problema tecnico a quanto vedo qua, Allora la domanda è: quanto contano le dimensioni? Questo vale anche per le città. Ci sono volatili di diverse dimensioni. Contano le dimensioni? Ma parliamone. Proprio dopo l'Appennino c'è un trapanino. Proprio questo paese lo sta pedalando un trapanese! Fresconi, benvenuti a Ferrara! C'è il mercato, bisogna scendere dalla bici, ci stava scritto mercatino, anche questo come quello di Barberino del Mugello, silenzioso. Questo non è un mercato di quelli composti, educati, belli sistemati. Pit stop alle ciclofficine di Ferrara. Bello Andrea, complimenti, mi piace tanto la tua ciclofficina. Originale. Questa è ciclabile, è fantastica, con l'avvento in faccia che mi coccola, che mi accarezza. Tra un poco però salutiamo l'Emilia Romagna che tanto ci ha dato, cara Emilia. E come mai eri rifocillato, cara Emilia? Bologna ha dato grandi soddisfazioni, ma chi non le ha date d'altronde? E se non te le danno, vattene a prendere! Tra un po', attraversiamo il Po. C'è una strada davanti, c'è un manubrio per guidare, per scegliere cosa fare, per scegliere dove andare. Scegliere è una delle cose più belle che abbiamo, quando c'è la libertà. Siate grati, tanta libertà che ci abbiamo. Per me sono mesi che il tempo ha un valore diverso, o meglio ce l'ha di più, non è incastrato in una fila a spiegarlo. C'era una fila a parlare, lasciamo stare perché una fila a parlare. Eccoci qui, siamo in Veneto. Ma ti rendi conto? 3 volte attorno al Duomo non lo beccavo mai. Eccolo il Duomo di Rovigo. Che hanno trovato? Sogno pugnalante. Eccomi sull'Adige, dal Po all'Adige. Mancano una quarantina di chilometri per Padova. Siamo a Monselice, città murata. Cioè, parliamo di cose serie. 20 giorni in viaggio, 20 giorni di astinenza. Ma come si fa? 20 giorni di astinenza senza pettorine, porca miseria. Non si può. È così che mi dà il benvenuto Padova. Prato
della Valle. Questa è la piazza più grande d'Europa. Benvenuti a Padova, benvenuti nel tutto lo stivale, benvenuta anche tu! Questa piazza è uno spettacolo. Da 16 anni a Padova, dalle superiori non giocavo. Maurizio, guardate che mi regala il mio amico Maurizio. Soppressina, ma anche il prosecchino. l'aperitivo classico vende. Grazie. Io ti ricambio con un portachiave e tutto lo stivale. Grazie. È una bandana tornato che così mi pigli frisco, che fare? Soprattutto in destra. 156 km ed è così che mi accoglie Padova, il mio compagno Andrea, Cristian, il signor Leone, papà che mi assiste sempre, salami, formaggi, prosecco, che manca? La passera ma Vediamo questo panino, Francesco, mi fai vedere questo panino? Bravo, che bello! Che bello! A Milano hanno Che fanno cucina a bello, Milano. che Sì, bello! Lui lo impasta questo, vedo un sacco di Sì. un sacco di dolci, fa un sacco di cose, bellissimo. Grazie Francesco. Chi c'è qua? Mio compare Nicolò da Marsala, anche lui viene da queste parti, si sta preparando per una 100 km come la mia. In bocca al lupo. Grazie. Ciao Antonio. Grazie. Stamattina, o meglio già ieri abbiamo avuto qualche problema. Faccio la pipì e andiamo. Vaffanculo. Verona che Nico, ecco qui.